Tra poco alle 20:30 l'informazione di Zwischenberg Channel, parleremo dei Baby Bike di Via Pelosa che continuano i lavori nonostante le proroghe e nonostante il cantiere sia di fatto finito. Parleremo dello sport, di On The Road Europa e di molto altro, sempre qui alle 20:30 su Zwischenberg Channel News. Tour Europa a luglio solo sul Zwischenberg Channel. Bentornati su Zwischenberg Channel. Allora, subito in apertura con il nostro servizio andiamo a vedere dove eravamo già andati giovedì, a vedere appunto in zona cave Via Pelosa. I lavori continueranno o saranno finiti? Il servizio di apertura. Siamo tornati ancora una volta in Via Pelosa, la pista ciclabile è terminata ma continua ad essere disponibile una sola corsia di traffico. Il doppio senso non viene ristabilito secondo il comune per un problema di misure di strada e inevitabilmente il traffico continua ad essere deviato su via Plana o su via Chiesanuova o via dei Colli, congestionandole. Zwischenberg Channel, Padova. Ci spostiamo di pochi chilometri da Via Pelosa, andiamo sul lungargine del Brentelli, dove continuano i lavori di messa in sicurezza e di ingrandimento della vasca di contenimento che servirà per eventuali esondazioni del canale Brentella. Adesso parliamo dei Baby Bike perché tornano i Baby Bike il 24 a partire dalle 14 in piazza a Tencarola. Faranno un percorso molto vario per andare fino a Bresseo, poi ad Abano e infine tornare al centro sportivo Ceron di Tencarola. Zwischenberg Channel seguirà l'evento e lo potrete vedere anche su questo canale prossimamente. Adesso parliamo di On The Road Europa perché appunto come c'è stata la conferenza stampa e come avrete già visto, On The Road parte, lascia Padova ma va in Europa, il servizio. Cosa devo comunicarvi di importante? Questo è quello che vi devo comunicare, ovvero che io partirò per un piccolissimo viaggio, possiamo definirlo così, in Europa. Come ci partirò, ed è questa la peculiarità, un po' la cosa pazza di questa situazione, ci partirò in bici, con una bici addirittura non normale, perché vedrete poi negli episodi che verranno prima della partenza, che avverrà circa in luglio, come ho pubblicato, vedremo che non sarà una bici normale, ma sarà modificata in una maniera che, vabbè, non vi posso svelare ancora niente. Benvenuti su Zwischenberg Channel Sport. Allora, abbiamo in apertura il pareggio di Padova con Bassano di 1-1 all'Euganeo. Buona la partita e molto equilibrata quasi, nel primo tempo in vantaggio il Padova, nel secondo in vantaggio il Bassano, nonostante il Bassano sia la terza forza del campionato mentre il Padova sia sulla parte destra della classifica. Invece riagguanta la vetta della classifica il Cittadella che vince e si riporta a capolista. Adesso passiamo a parlare della Coppa dello Scalcerle nella Serie Z, perché la nostra squadra, del quale non ricordo il nome, è stata eliminata ai gironi per risultato di 0-1 contro l'Arcella. Nelle immagini possiamo vedere parte del match.
avvenuto presso la palestra grande dello Scaccia. Bene, con questo io ho concluso, la parola alle news. Bene, io non ho aggiornamenti, grazie per averci seguito, noi ci rivediamo domani su Fish & Bar Channel con la manifestazione dei Baby Bike oppure direttamente lì sul posto. Bene, grazie per averci seguito, noi ci rivediamo sempre qui, sempre alle 20:30 su Fish & Bar Channel con Fish & Bar Channel News la settimana prossima. Grazie per averci seguito.